benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. La nostra regione è segnata da un'impressionante successione di morti tra i lavoratori. 3 braccianti di Adrano perdono la vita in un gravissimo incidente di rientro dalle serre vicino a Carlentini. 7 i feriti, 5 gravi, altri 3 operai morti tra Monreale, Caltanissetta e Augusta. Lutto cittadino a Adrano, anche domani, giornata dei funerali delle 3 vittime, 1 minuto di silenzio in Consiglio Comunale. I sindacati, paga sempre l'anello più debole, la denuncia del magistrato di Cassazione Giordano. In Sicilia il maggior tasso di lavoro nero e il minor numero di ispettori. Arriva a Palermo la preoccupazione per l'occupazione dei lavoratori STM. Questa mattina manifestazione davanti alla Regione. Vogliamo chiarezza sul nostro futuro, urlano sindacati e lavoratori. Catania, tonnellate di spazzatura e plastica date alle fiamme nella zona di Faro Biscari, nube nera visibile da tutta la città. Evacuata anche una scuola. Il porto di Catania è al centro di un imponente traffico di cocaina proveniente dal Sud America. 6 arrestati, sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. È scontro aperto in regione sulla legge anticrack. Mancano i decreti attuativi. Protesta il deputato regionale Labardera dopo l'allarme diffuso a Palermo. 5.000 i giovani caduti nella dipendenza da questa droga soltanto nel capoluogo. Teatro, si parla d'amore tra astrologia, psicologia e comicità nello spettacolo di Giuseppe Sorgi. Io vergine, tu pesci? Venerdì 21 all'Ambasciatori di Catania e il 22 al Golden di Palermo. Calcio, manca il sostituto di Dionisi e il Palermo prende tempo sul suo esonero. In Serie C, forte dei 6 risultati utili consecutivi, il Catania mette il Crotone nel mirino. Bentrovati. Adrano sotto shock per la morte dei 3 braccianti nel siracusano. La città è in lutto fino ai funerali domani, mentre arriva l'eco delle altre 3 morti di lavoratori tra Monreale, Caltanissetta, Augusta. Da Adrano in diretta, linea a Luca Ciliberti. A te Luca. Buongiorno Michele, la tragedia è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, i braccianti stavano rientrando dalla giornata di lavoro sui campi in Contrada Cannellazza, in territorio di Carlentini. Un furgone sul quale viaggiavano, un minivan sul quale viaggiavano i 9 lavoratori si è schiantato contro un furgone che proveniva in direzione opposta. Qui ad Adrano è piombato il lutto e il dolore perché questi lavoratori che sono morti, 7 feriti, 3 morti, sono proprio tutti originari di Adrano. Qui lavoravano per conto di una ditta di raccolta delle arance. Le vittime, i nomi: Rosario Lucchesi, 18 anni, aveva solo qualche giorno di lavoro come bracciante agricolo, lavorava perché la compagna, pensate, era incinta, stavano aspettando un bambino giovanissimo. E poi Salvatore Lanza, 54 anni, pensate, il figlio qualche anno prima era rimasto vittima sempre di un incidente stradale, lavorava anche lui come bracciante agricolo, è rimasto in condizioni di disabilità, è dovuto emigrare in Germania. E poi ancora Salvatore Pellegriti, 56 anni, tutta la comunità piange in questo momento queste morti. Oggi la comunità attraverso il sindaco si è raccolta in municipio alle 12. 1 minuto di silenzio, il sindaco Fabio Mancuso ha fatto un po' il punto sulla situazione anche degli altri feriti. Uno è ancora molto grave, è in prognosi riservata, quindi ci si attende ancora l'esito di quanto potrà accadere, l'esito appunto dai medici del pronto soccorso di Catania. Sentiamo il sindaco come ha raccontato la sua comunità questa mattina.
Un terzo di questa città vive di bracciantato, un terzo di questa città è cresciuta grazie all'umiltà e grazie alla forza di volontà di queste persone che ogni giorno girano in tutta la Sicilia e anche in Calabria per guadagnarsi un tozzo di pane. Quindi è il DNA della città e siamo sconvolti per quello che è successo. Come funziona questo mondo? Come funziona? È un mondo che un po' tutti facciamo finta di non conoscere. Si alzano la mattina alle 3, possibilmente affrontano anche 2 ore di viaggio su questi minivan. L'autista è uno dei lavoratori agricoli che mette manodopera anche tutta l'intera giornata, quindi sostanzialmente non ha un riposo vero e proprio. Oggi la corsa al ribasso, all'appalto, al subappalto, lo subappalto del subappalto, alla fine chi paga è sempre l'anello più debole della catena. Ci vogliono più controlli. I familiari sconvolti delle 3 vittime sono tutti a Carlentini, alla camera mortuaria, non c'è nessuno qui ad Adrano, sono a Carlentini per il riconoscimento dei corpi. Proprio oggi pomeriggio le salme dovrebbero rientrare. Una giornata davvero di lutto per la Sicilia, perché piange altre 3 vittime di lavoro, una a Monreale, una a Caltanissetta e una ad Augusta. A te la linea. Grazie a Luca Giliberti in diretta da Adrano. Adesso la denuncia del magistrato di Cassazione Bruno Giordano. In Sicilia, dice, c'è il maggior tasso di lavoro nero e il minor numero di ispettori. Ascoltiamolo. In Sicilia il lavoro uccide nei campi, nei cantieri, sulle strade. È una strage permanente, quotidiana, che ancora una volta si cerca di nascondere dietro un incidente stradale, la disattenzione o peggio il caso. Ma nulla è un caso in una regione che ha il tasso più alto di economia sommersa e di lavoro nero e il tasso più basso di ispettore del lavoro e di ispettori della ASL. Il lavoro irregolare in Sicilia è diventato la regola. Quindi il lavoro illegale è consentito, accettato e soprattutto indisturbato da chi invece dovrebbe assumersi una precisa responsabilità istituzionale. Mentre gli operai finiscono all'obitorio anziché tornare a casa, c'è chi continua a dichiarare frasi di cordoglio, a fare promesse senza avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Questa è la denuncia del magistrato di Cassazione Bruno Giordano. STM, da Catania alla rabbia dei lavoratori, arriva a Palermo. Questa mattina manifestazione davanti alla Regione. Vogliamo chiarezza sul nostro futuro. Urlano sindacati e lavoratori. Marco Gullà. L'industria siciliana non può sparire! Presidente, è un settore strategico la microelettronica! Cassa integrazione per circa 2.500 lavoratori, nubi sul futuro e nessuna risposta concreta dall'azienda. Esplode la rabbia dei lavoratori dell'ST Microelectronics di Catania. Questa mattina la manifestazione davanti Palazzo d'Orleans a Palermo. Tema della protesta: chiedere un intervento alla Regione Sicilia sulle prospettive industriali e occupazionali del sito etneo. Sveglia all'alba, partenza da Catania verso Palermo per chiedere, soprattutto per ottenere risposte sul loro futuro lavorativo, che fino a qualche mese fa era roseo ma che invece adesso rischia di complicarsi. Abbiamo bisogno di certezze e chiarimenti, dobbiamo uscire da questo limbo. Non sappiamo nemmeno il futuro che si preventivava abbastanza roseo per la nostra azienda, invece oggi il futuro è più incerto e quindi siamo parecchio preoccupati. Abbiamo creduto nelle promesse di sviluppo, nei grandi investimenti annunciati e oggi ci troviamo a dover lottare per avere certezze occupazionali, ribadiscono lavoratori e sindacalisti. Questa azienda ha ricevuto tanti finanziamenti pubblici che dovevano portare sviluppo e migliaia di posti di lavoro in più, per detta dello stesso ministro che è stato a Catania a maggio. Adesso invece l'azienda si presenta alle parti sindacali annunciando un piano di risparmi. Chiaramente noi non ci stiamo. Vogliamo lavorare!
Catania, tonnellate di spazzature di plastica date alle fiamme nella zona di Faro Biscari e una nube nera si è diffusa visibile da tutta la città. Evacuata anche una scuola. C'era in quel momento per noi Tonino De Mana. Vediamo. Una colonna di fumo alta e densa visibile da tutta la città per un vasto incendio di rifiuti e materiale di scarto che per ore ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico e ad occuparsi anche dell'evacuazione della scuola Dusmet Dorie di via Playa. Mattinata infernale a Catania dove ignoti hanno dato alle fiamme tonnellate di spazzatura accatastate in diverse fabbriche dismesse, divenuto ormai terreno di nessuno e da sfruttare per scaricare materiale di ogni tipo. Fumo nero generato dall'alta quantità di pneumatici, plastica, paraurti, cruscotti di auto e guaine lasciate dagli immancabili predatori di metalli. Aria resa irrespirabile dalle fiamme che hanno indotto i carabinieri a fare evacuare una scuola distante in linea d'aria poche decine di metri. Abbiamo chiamato tutti i genitori in modo che i bambini potessero tornare a casa. Il plesso verrà chiuso chiaramente per motivi di sicurezza. È un piano di evacuazione ordinato? Sì, certo. Noi facciamo delle prove ogni anno. Genitori e nonni che accorrono a scuola. Ho chiamato mia figlia di prendere il bambino perché aveva scoppiato con un incendio. Con mia figlia lavorava, non poteva venire, mi ha chiamato me, sono andato a prendere mio nipote. Tanta la paura. Certo, un motivo c'è. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'incendio. Pochi giorni fa avevamo documentato anche noi la discarica in via dello Strettoio denunciando la sua pericolosità. Purtroppo siamo stati profeti inascoltati. Un traffico illecito di rifiuti è stato scoperto anche a Torrezza, alle porte di Palermo. 3 persone ai domiciliari. Accertato lo scarico senza autorizzazione in un terreno di 500 tonnellate al mese di scorie speciali pericolose, con un guadagno illecito di 20.000 euro mensili. Sequestrata l'area abusiva e i 3 autocarri che depositavano i rottami. Nuovo capitolo a Trapani nello scandalo degli esami istologici in ritardo. Dopo gli ispettori della Regione arrivano quelli del Ministero della Salute. Attesa per le loro conclusioni, le responsabilità andrebbero oltre la posizione del solo manager dell'ASP Croce. Manlio Viola. Dopo gli ispettori regionali arrivano quelli ministeriali all'ASP di Trapani. Lo scandalo dei referti istologici in ritardo, sui quali sono state aperte 2 inchieste dalle procure di Marsala e di Palermo, è ormai un caso nazionale. Recuperato il ritardo sui 3.308 esami rimasti nei cassetti, è ormai acclarato che circa 170 referti positivi tumorali sono stati notificati con un ritardo che è arrivato fino a 8 mesi. Secondo la relazione degli ispettori regionali, la situazione però è complessa e le responsabilità sono tante. Gravi carenze gestionali hanno portato alla sottovalutazione del problema, ma c'è una classe medica dell'ASP che non si impegna, sempre secondo gli ispettori. Ad anatomia patologica i medici sono sotto organico, ma quelli che ci sono lavorano poco per effetto di un palese sottodimensionamento del carico di lavoro, dice la relazione. Secondo la Società Italiana di Anatomia Patologica, ogni dirigente medico dovrebbe eseguire almeno 2.500 diagnosi l'anno, ma nel 2023 e nel 2024 quelli dell'ASP di Trapani hanno effettuato da un minimo di 500 diagnosi a un massimo di 1.700, ben al di sotto degli standard stabiliti dalla loro stessa associazione di categoria. Ora tocca agli ispettori ministeriali, che però non si limiteranno a Trapani. La loro visita riguarderà anche Palermo per verificare se l'allarme lanciato proprio da Trapani, così come raccontato dal manager Ferdinando Croce, sia veramente caduto nel vuoto e se ci siano responsabilità anche del controllore regionale. Il porto di Catania al centro di un imponente traffico di cocaina proveniente dal Sud America. 6 le persone arrestate, sequestrati i beni per oltre 7 milioni di euro, ricostruiti contatti con il clan Pillera Puntina, ma anche con l''ndrangheta. La droga arrivava nascosta nei container della frutta. Adelaide Barbagallo. Fiumi di cocaina dal Sud America arrivavano in Sicilia via mare al porto di Catania per poi essere smistati in tutta Italia. Centinaia di chili nascosti all'interno di container carichi di frutta. Le indagini dei finanzieri sono partite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, esponenti di spicco dei clan mafiosi degli Strano di Montepo e dei Cappello di Catania, che hanno indicato il porto etneo come punto di snodo di una intensa attività di narcotraffico dove operavano affiliati al clan Pillera Puntina. Un primo sequestro di droga
droga, avvenuto nel 2022, ha fatto emergere contatti anche con l'Andrina calabrese. 6 le persone arrestate e sequestrati denaro e beni per un valore complessivo di 7,7 milioni di euro. Il sistema andava avanti da anni ed era particolarmente oleato. Una volta giunto in porto e scaricato sulla banchina, il container con la coca veniva poi trasportato alla zona industriale nel deposito della società di gestione dei servizi portuali. Qui i destinatari della droga dovevano pagare una percentuale del 30-40% della quantità importata per il servizio reso. Sono stati così individuati Angelo Sanfilippo, condannato nel 2010 per narcotraffico, e uno dei 3 figli, Melino Sanfilippo, entrambi dipendenti della Società Europea Servizi Terminalistici, in attività al porto di Catania. Dalle indagini è emerso che Angelo Sanfilippo avrebbe avuto rapporti con soggetti ritenuti legati al Campillera Puntina, in particolare con Angelo Di Mauro, già condannato per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In Regione è scontro aperto sulla legge anti-crack. Mancano i decreti attuativi, non si può applicare. A Palermo intanto è allarme, con 5.000 giovani che sono caduti nella dipendenza da questa droga solo nel capoluogo. La protesta del deputato regionale Lavardera, Giusy Lazzara. Di crack si continua a morire in Sicilia. La legge è stata approvata 6 mesi fa con l'appoggio di tutte le forze politiche, ma non ci sono ancora i decreti attuativi. Stanziati anche 32 milioni di euro solo sulla carta e non inseriti ancora nella legge di bilancio. E intanto la macchia nera del crack si sta diffondendo in quasi tutte le piazze di piccoli e grandi centri urbani. La situazione è drammatica soprattutto a Palermo, nei quartieri di Ballarò e Borgo Nuovo. Sicuramente ci sono almeno 5.000 persone, quelle che si sanno, che fanno uso di crack. La protesta diventa politica, si incatena davanti alla presidenza della regione Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente. È evidente che c'è un problema, c'è una legge che abbiamo fatto come Parlamento Unito, tutte le forze politiche, e ancora oggi i decreti attuativi mancano, i centri di prima accoglienza non ci sono nelle altre città metropolitane, soltanto a Palermo ce n'è uno, quindi va fatto di più. Arriva la replica dell'assessore alla salute Faraoni, nel ribadire che i tempi di attuazione sono in linea con quanto previsto dalla normativa, dal decreto che costituisce il comitato di indirizzo sulle dipendenze ai criteri per individuare le strategie per un'efficace prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Entro aprile, dicono dall'assessorato, verranno anche fissati i criteri organizzativi e operativi delle unità mobili. Tragedia in gita scolastica, una ragazza di 17 anni, studentessa di Grosseto, è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe a Palermo. Si è sentita male mentre viaggiava in nave, sono stati vani i tentativi di salvarla. La gita è stata annullata, naturalmente i ragazzi appena troveranno un imbarco da Palermo rientreranno a casa. Prima missione in Camerun per l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Una ventina gli interventi programmati dal team di Sasha Agati nella settimana di permanenza in Africa. Francesco Triolo. Nuova avventura umanitaria per i medici del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, una delle eccellenze italiane della cardiochirurgia pediatrica. Il team guidato dal cardiochirurgo Sasha Gati ha avviato la sua prima missione in Camerun, portando speranza e vita a numerosi bambini affetti da gravi cardiopatie. Il team è impegnato proprio in questi giorni in una serie di interventi presso il General Hospital di Yaoundé, la capitale del paese, dove opereranno per una settimana. L'obiettivo è di offrire cure direttamente sul territorio, riducendo i disagi legati agli spostamenti e aumentando la disponibilità di interventi salvavita per i bambini del Camerun. Come vedete, insomma, ci sono tantissimi bambini, c'è una storia che ci ha colpito particolarmente, uno dei bambini che operiamo oggi, quella di Evelyn, che viene dal Gabon, che ha un difetto del cuore, per cui appunto la possibilità di vita è veramente bassa. Quindi la operiamo oggi come quasi in urgenza. Siamo veramente contenti. Una missione resa possibile grazie al sostegno dell'associazione Una Voce per Padre Pio, Onlus, presieduta da Enzo Palombo, attiva dal 2008, che da sempre ha promosso missioni mediche in Africa e Asia, offrendo cura a chi ne ha più bisogno. Siamo qui per dare l'opportunità a tanti bambini cardiopatici del Camerun di avere un'opportunità di vita, un ritorno alla vita. Complessivamente l'equipe prevede di operare circa 20 bambini durante la missione, offrendo loro una concreta speranza di guarigione ed una miglior qualità della vita.
Complimenti davvero per questa spettacolare e utilissima iniziativa. Adesso passiamo al teatro, parlare d'amore coniugando astrologia, psicologia e comicità. Succede nello spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi, Io Vergine, tu pesci? Venerdì 21 all'Ambasciatore di Catania e il 22 al Golden di Palermo. Eva Spapinato. Arriva la Vergine, si trova il sex toys elettrico che fa dai, no, la Vergine. Nessuno ci crede, ma tutti lo leggono. L'oroscopo è un argomento che appassiona e divide. L'astrologia, una disciplina antica e affascinante. Se associata al mondo dell'eros, poi il gioco è fatto e le freddure servite. Acquario, il segno dei sex toys. L'acquario che su tutti i libri trovate il segno naturopata, il segno new age, che ha i chakra. È quello che fa lo spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi, Io Vergine, tu pesci? Il 21 marzo al Teatro Ambasciatori di Catania e il 22 al Golden di Palermo. Parlare d'amore coniugando astrologia, mitologia e comicità. Il grande psicologo Carl Gustav Jung, con disprezzo di Freud, sosteneva che ad ogni segno corrispondessero delle pulsioni psicologiche. Ecco, quali? Lo spettacolo è tratto dal suo omonimo libro e Sorgi lo presenta per la prima volta in Sicilia dopo aver collezionato 28.000 spettatori nei teatri di tutta Italia. Noi affronteremo questo viaggio con molta ironia. Infatti è uno spettacolo sconsigliatissimo alle persone permalose. Tra una battuta e l'altra lo show mette insieme le suggestioni dell'astrologia con la profondità del mito. Sullo sfondo un'analisi psicologica seria dei caratteri legati ai segni zodiacali attraverso cui il pubblico si identifica. Sorgi, molto bravo. Adesso la nostra pausa, subito dopo il calcio. Continua il rebus Dionisi a Palermo, la società prende tempo sul suo esonero. State con noi. Calcio e rebus in casa a Palermo sul futuro di Alessio Dionisi. Ieri sembrava certo l'esonero dell'allenatore, ma al momento mancherebbe il sostituto. Ecco perché la società prende ancora tempo. Gli ultimi aggiornamenti con Marco Gullà. Alessio Dionisi resta sulla panchina del Palermo, almeno per ora. Nonostante il lungo confronto tra Palermo e Manchester, la società non ha ancora deciso di esonerare il tecnico. Dopo la sconfitta in rimonta contro la Cremonese da 2-0 a 2-3, le riflessioni sul possibile cambio sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e anche nella mattinata di oggi. Ma la situazione è rimasta invariata. Il club e il City Football Group hanno valutato attentamente le alternative, ma senza trovare un accordo su un eventuale sostituto. Andrea Azioli, contattato ieri, ha detto no. Molti allenatori non sono convinti dalla durata dell'incarico, ovvero fino al termine della stagione. Beppe Iachini, invece, avrebbe dato il suo assenso, è disponibile ad allenare fino a fine campionato. Per quanto riguarda gli altri allenatori sondati, Vivarini e Aquilani sono scesi nell'indice di gradimento. Liverani e De Biasi sono rimasti sullo sfondo. Le call, le interlocuzioni e soprattutto gli scambi di informazioni con i rappresentanti del City Group proseguono in maniera serrata, ma al momento nulla è escluso. Domani intanto la ripresa degli allenamenti a Torretta. Chi ci sarà a guidare la squadra? I 6 risultati utili consecutivi lanciano il Catania verso il finale di stagione. Domenica contro il Crotone, quarto in classifica, ulteriore verifica. Marco Carli. 6 risultati utili consecutivi da una parte, 4 dall'altra. Catania-Crotone, lunch match della prossima domenica, è una partita di peso che potrà ulteriormente dare il senso dei progressi rossazzurri. Già perché i calabresi nell'ultimo mese hanno collezionato 3 vittorie e un pari e l'ultimo scalpo si chiama niente meno che Cerignola. Longo ha fatto un bel lavoro dopo un inizio difficile e contro Murano, Gomez e soci il Catania si ritroverà davanti un test probante, a cui arriva reduce dal momento migliore della stagione, con la società che nel frattempo prova a programmare il futuro, con Zarbano in cima alla lista come direttore generale. Intanto c'è il campo, ci sono i risultati e quella voglia che accomuna entrambe le squadre che si affronteranno domenica al Massimino: arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Toscano lo ripete come un mantra e allora si coccola i ritorni e li tutela, come fatto con Stoppa nel derby, e magari immagina la qualità che lui insieme a Jimenez e Dal Monte possono dare al gioco etneo condita dagli strappi di Lunetta, un lusso che finora era rimasto solo sulla carta, il tutto in attesa di inglese. Il Catania viaggia verso il rush finale, il Crotone dirà già se la velocità di crociera presa nelle ultime gare può diventare una costante fino alla fine.
Noi intanto ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.